Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Questa sera parleremo di amministrative di Padova, ospite il candidato sindaco Sergio Giordani. Buonasera Giordani. Buonasera a tutti voi. Come sta andando? Molto bene, direi sono soddisfatto, sono ottimista, stiamo andando bene, ho bellissime sensazioni, sono sempre in mezzo alla gente, alle piazze, ai quartieri, sto visitando tutto quello che è possibile visitare, inizio prestissimo la mattina, finisco alla sera, un'esperienza di vita incredibile. Sono Finalmente lavoro, posso fare questa battuta? Bah, no, è uno scherzo, sto scherzando. C'è del vero, io prima pensavo veramente di lavorare tanto, adesso lavoro ancora di più, per cui è veramente un'esperienza di vita, lo sottolineo, eccezionale. Ecco, in virtù di questo, Giordani, le domando, visto che è la prima volta che partecipa a una campagna elettorale, come molti altri candidati, ecco, come si vive nell'affrontare una campagna elettorale di una città importante come Padova, come diceva lei, impegnato dalla mattina presto alla sera tardi, come si vive questa esperienza, al di là che sarà piacevole, però impegnativa? È fisicamente impegnativa, però devo dire che non provo grosse fatiche perché c'è la soddisfazione di parlare con la gente in cui mi dà veramente entusiasmo, mi dà emozioni, per carità, vedo anche sofferenza, vedo anche persone in difficoltà. Questo fa sì che io sia ancora più responsabile e ancora più determinato nelle cose. Sono veramente soddisfatto. Ecco, stiamo vedendo proprio le immagini mentre lei va ai mercati, trova molta gente, anziani, giovani, immigrati, insomma ho visto prima era con ragazzi di colore, insomma. Ecco, è un'emozione che quello, stringere tante mani durante la giornata. È bellissimo, è veramente bellissimo, a me piace. Io mi trovo, devo dire, non pensavo, non si finisce mai di scoprire se stessi, non pensavo di essere così incline ai rapporti umani. Di natura io sono un timido e forse anche un po' introverso, però devo dire che mi trovo perfettamente a mio agio con la gente, mi piace, nel senso stretto del termine, mi piace. Ecco, nel parlare appunto con la gente, lei è stato presidente del Padova, pensava di avere così tanti sostenitori? No, è stata una sorpresa incredibile perché sì, moltissimi mi conoscono perché sono stato presidente del Padova, perché il Padova ha vissuto un momento veramente eccezionale sotto tutti gli aspetti, però non pensavo che tanta gente si ricordasse di me, tanta gente si è ricordata dell'Interporto, o piuttosto che di Non Solo Sport, o piuttosto di tutte le altre esperienze che ho avuto nella mia vita. È stata una sorpresa piacevole. È bello essere riconosciuti perché hai fatto qualcosa di positivo nella tua vita. Molto bello, molto piacevole. È gratificante. È gratificante sotto tutti gli aspetti. Senta, lei ha presentato un programma, ha parlato con chiarezza di molti metodi, cioè di molte problematiche della città, dall'ospedale allo stadio, alla sicurezza e tant'altro. Però lei ha il metodo Giordani. Mi può spiegare cos'è questo metodo Giordani? Perché non l'ho ancora capito. L'hanno battezzato la stampa e i media questo. Io ho un modo di lavorare mio, sono stato educato in questo modo e mi trovo benissimo. Io primo, come ho detto tante volte, ho bisogno di circondarmi di collaboratori molto validi, più validi di me. Io non ho bisogno di yes man, anzi, esattamente il contrario. Io voglio discutere, approfondire l'argomento, verificarlo e poi decidere. Questo è fondamentale. In tutte le mie esperienze lavorative ho fatto in questa maniera e devo dire che ho anche avuto abbastanza risultati. Mi dica di più, oltre a questo metodo Giordani, solo questo, oppure... No, ma io penso che questo metodo va applicato all'Interporto, va applicato a Non Solo Sport, è stato applicato per quanto mi riguarda in tutte le mie esperienze. È un metodo che dà risultati perché ascoltare la gente, parlare con i collaboratori, verificare tutte le idee, e alla fine decidere è un discorso base, cioè bisogna imparare a ascoltare la gente. Moltissima gente si lamenta, non mi ascoltano, non parlano con me. È già gratificante per loro stessi sentire che l'amministrazione comunale è vicina a loro, capisce i loro problemi e non basta ascoltarli, che sia chiaro, bisogna anche dare manifestazione di risolvere i problemi. Spesso e volentieri la città purtroppo è vissuta con slogan, con modi di dire, modi di fare, ma nel concreto non è stato fatto nulla. È questo che si lamenta la gente, non è stato fatto nulla nella sicurezza, sono stati lanciati solo slogan perché agli effetti non è cambiato nulla. E la sicurezza è una cosa importante, io mi sono
già preso la responsabilità di dire mi prenderò la delega della sicurezza, ma non perché io sono un esperto di sicurezza, io non voglio fare lo sceriffo di turno, voglio circondarmi di persone capaci, che sappiano risolvere i problemi. La polizia urbana deve essere in strada, deve essere visibile, ci deve essere una micro accoglienza diffusa, non serve assolutamente fare altre operazioni. Ma come risolvere? Io le faccio, la interrompo, le chiedo scusa, le faccio un esempio. Ieri passavo, anzi l'altra sera ero andato a un concerto, poi passavo in Corso del Popolo verso mezzanotte e dall'inizio del, diciamo, dove ci sono i giardini fino alla stazione sono pieni di persone brutte a vedere e sicuramente a mezzanotte è difficile camminare in quella zona lì. E poi prendo un altro pezzo della storia di Padova. Vado in Prato della Valle durante il giorno, una volta era luogo destinato ai cittadini padovani dove andavano con i cagnolini, con i bambini a passare degli interi pomeriggi, oggi è pieno di stranieri. Io non sono un razzista, ci mancherebbe altro, però qualcuno comincia a aver paura dei nostrani, chiamiamoli così. Come si può risolvere il problema di giorno Prato della Valle, di notte stazione zone limitrofe? Allora, già c'è una cosa essenziale, l'assistenza sociale non deve essere tagliata, ho ripetuto anche prima, l'ho detto anche prima, non si può tagliare quasi una cifra che va sui 9 milioni rispetto a un bilancio di 25. Significa che moltissime persone che prima avevano la possibilità di dormire, di mangiare, di avere un asilo diurno, di avere luoghi in cui venissero gestiti o aiutati, girano per la città. Questo non significa assolutamente fare sicurezza, questo significa aumentare il disagio della città, cioè più si diminuiscono i valori del sociale, più aumenta il disagio. Qualche volta è veramente imbarazzante, io ho visto, ripeto, moltissimo esperienze sul sociale e mi sento in imbarazzo e in difficoltà nel vedere certe situazioni in cui sono stati tagliati in maniera decisa i contributi. Il secondo sistema è la rigenerazione dei quartieri. La rigenerazione dei quartieri va fatta, non va detta, va fatta. Ci sono situazioni, e il primo che prenderemo in mano sarà l'Arcella, in cui i soldi del plebiscito, anziché spenderli per il plebiscito, vanno spesi all'Arcella. L'Arcella va illuminata, va pulita, va tenuta in ordine, va cercato di far sì che ci sia qualche piazza, qualche luogo di aggregazione. I negozi vanno aiutati nel tenere aperti il più tempo possibile, perché più restano aperti i negozi, meno degrado c'è più illuminazione, c'è più socialità. Queste cose non basta dirle, bisogna farle e questo è veramente importante. E lei pensa che questo sia sufficiente a evitare che gli immigrati riescono una parte degli immigrati, non tutti, però riescono, ho capito che ci vuole integrazione, però fanno paura. Noi stiamo vivendo un problema epocale. E dire no, non li voglio è aria fritta, non serve a nulla, vanno gestiti. A mio parere vanno anche avviati al lavoro, per i lavori socialmente utili. Io non sono un buonista e nemmeno voglio passare per l'assistenzialismo. Queste persone che arrivano con particolari disagi vanno gestiti, aiutati, fatti lavorare perché ricevono ospitalità dalla nostra comunità, è giusto che rendano qualcosa. Ci sono moltissimi lavori utili da fare, ce ne sono moltissimi. Non trascura l'aspetto telecamere e polizia urbana e collaborazione con la questura. Vabbè, nell'eventualità che questi si rifiutino? Io penso che col buonsenso, convincendoli, si può fare. Ci sono moltissime esperienze dei comuni attorno a Padova in cui riescono a fare queste cose. Non si potrà fare con tutti, ma una gran parte. Io capisco il cittadino che vede questi ragazzi giovani che sono tutto il giorno col telefonino, è imbarazzante, anche per loro stessi, per la loro dignità. Se loro riescono a concepire il lavoro come anche un'integrazione per loro, penso che sia positivo. D'altronde, diciamocelo chiaro, finora è stato risolto qualcosa dicendo no, non gli voglio, no, non gli voglio, non devono entrare, no. Ha creato solo problemi alle istituzioni, bisogna collaborare con le istituzioni, ci vuole la collaborazione al 100% con le istituzioni, in modo tale da attenuare il problema. È impossibile eliminarlo. Come in tutta Europa, bisogna essere chiari, non bisogna raccontare bugie. Anche perché se lo elimini questi ti bombardano,
tanto per renderti un'idea. Ho esasperato il concetto, Bene. però... No, ma non è eliminabile, stiamo, ripeto, vivendo un problema epocale come tale, Però bisognerà pur fare qualcosa, va Giordani. gestito con le istituzioni, Ma non ci sono altri. un giorno l'Europa, la politica dovrà pur fare qualcosa, perché se continuano ad arrivare ci sarà un termine Penso fisico, che, fisiologico. penso che se l'Europa li aiuta a casa loro sia la soluzione migliore, ovviamente. QAM, Medici con l'Africa, sta già avviando questo progetto, cioè si aiutano là, si fanno gli ospedali là, si cerca di portare la cultura, gli aiuti direttamente alle persone. Questo è il sistema migliore. L'Europa forse questo, anche il governo italiano, non l'ha ancora percepito. Magari si aiutano le varie istituzioni governative. Sappiamo tutti che purtroppo in Africa c'è un'alta corruzione, per cui bisogna passare all'aiuto diretto, però bisogna farlo, l'Europa deve capire che c'è questo problema. Noi abbiamo un problema geografico, siamo circondati da mare, per cui siamo i meno difendibili sotto certi aspetti. Io penso che la collaborazione con le istituzioni sia fondamentale per risolvere questi problemi. D'altronde finora questo non è successo a Padova, abbiamo più migranti degli altri comuni, per cui va da sé che bisogna aiutarli, gestirli. Telecamere, polizia urbana, polizia. Però la gente è arrabbiata di questo, Giordani, dice li aiutiamo, poi loro esigono il buon mangiare, il buon dormire senza far nulla. Ma sì, queste sono esasperazioni di media. E la gente è anche un po' esasperata. Nella zona per esempio di Bagnoli e Cona, gli abitanti, diciamo lì... Ma perché? Come si anche fa? in maniera eccessiva. Come si fa a mettere 1500 persone dove ci sono 2000, 1800, dove ci sono 200 abitanti? La microaccoglienza diffusa è fondamentale. Oggi sono comuni che non ricevono persone, comuni che li accettano. Se un comune accetta la microaccoglienza diffusa ha anche una garanzia di stare sotto il 3 per 1000, per cui c'è anche questa garanzia, c'è anche questo vantaggio. Oggi noi ne abbiamo di più, per cui le azioni fatte finora non hanno portato nessun beneficio. Ci ricordiamo bene la caserma Prandina. L'amministrazione precedente non ha voluto collaborare, la prefettura, il prefetto ha dovuto trovare qualche sistema, li ha messi là. Questo era bellissimo per fare manifestazioni, non li voglio, devono andare via, chiudo la Prandina, la chiudo il prossimo mese, la chiudo tra 2 mesi, alla fine è stata chiusa quando il prefetto ha trovato la soluzione di accogliere i migranti in altri comuni o all'interno del nostro territorio. La soluzione è collaborazione, fare le cose assieme, non si fa nulla da soli. L'uomo solo al comando non funziona e ne abbiamo avuto già la testimonianza. Senta Giordani, in questa sua prima parte di campagna elettorale, perché sarà ancora lunga, la necessità maggiore dei cittadini, dei padovani è la sicurezza, oppure ci sono altre tematiche? No, ci sono altre tematiche molto importanti. La qualità dell'aria. Ma la prima, qual è la prima? La sicurezza secondo lei? La prima è sempre la sicurezza, la seconda è la qualità dell'aria, è molto importante l'aspetto ambientale. Ecco, nella sicurezza, rimanendo ancora lì perché immaginavo questa risposta, lei per quanto riguarda la legittima difesa armerebbe tutti gli italiani, visto che sono in forte aumento la richiesta di permessi per usare armi, o cosa farebbe? Perché tutti hanno paura. Non penso sia la soluzione assolutamente. Io concepisco che uno si difenda a casa sua, ma quello di armarsi penso che sia l'ultima delle soluzioni, anche perché bisogna avere dimestichezza con le armi. Cioè non mi sognerei mai di fare una cosa del genere, assolutamente no. Ecco, quindi io per esempio ho parlato con delle persone, specialmente delle ragazze che abbiamo intervistato, vanno sempre via in tasca con uno spruzzo degli occhi. Spray il peperoncino, che è una difesa, io capisco questo. Però già il fatto di andare via così in una città non lo trovo un po'... Ma attenzione che stiamo esagerando con la situazione, perché non c'è una situazione del genere. Sono quartieri difficili, ma non Padova. Dopo se uno vuole enfatizzare quello che accade di volta in volta, per carità, tutto ci sta, però Padova io la conosco bene, ci vivo, ci abito e non c'è questa situazione assolutamente. Ci sono quartieri difficili, per carità, c'è l'area della stazione. L'altro giorno sono andato anch'io alla stazione a fare, dare un'occhiata e capire com'è la situazione. Purtroppo era 12:30, erano le 13 più o meno. Per fare delle foto ho dovuto spostare gli spacciatori, purtroppo, ma alla fine non è stato ottenuto niente, ripeto, con la situazione. Col metodo precedente non abbiamo avuto risultati, proviamo a usare un metodo diverso, risolvere assieme le cose. Non si risolve mai al 100%, però
È l'unico sistema che io conosco. Collaborare, ragionare assieme e trovare le soluzioni. E ripeto, niente buonismo, niente assistenzialismo, significa una cosa diversa, che tutti devono collaborare. Senti, un altro tema scottante per i padovani, anche se il Veneto è meno pesante di altre regioni, ovviamente è il lavoro, soprattutto il lavoro per i giovani. Come intende fare, cosa intende fare per migliorare questa Lavoro situazione? con i giovani. Se può fare qualcosa il sindaco, ovviamente. Il sindaco, nel termine pratico, moltissimi politici hanno l'abitudine di promettere posti di lavoro. Questo nella realtà non è nel corde di un sindaco, non è nel corde del comune. Si devono fare altre cose, si deve rendere la città appetibile. Allora le imprese vengono. Per rendere la città appetibile bisogna badare alla qualità dell'aria, per cui vuol dire l'ambiente. Per portare il discorso all'ambiente bisogna passare attraverso il fotovoltaico negli edifici pubblici, oggi ce n'è un terzo, bisogna raggiungere il 100%. Piantare alberi, far sì che la città diventi più verde possibile e non tagliare alberi. Io ho detto che in 5 anni pianteremo 20.000 alberi, è una cosa importante, aiuta l'inquinamento, fa bella la città. Altra cosa importante da fare è la mobilità pubblica. Oggi abbiamo una mobilità pubblica, il tram funziona benissimo, la mobilità su gomma è disastrosa, cioè non funziona, sono state tagliate linee, è stato rifatto un piano di mobilità che non si capisce chi l'ha fatto e come sia stato fatto. Se il comune ha dato un avallo del genere o non ha partecipato o veramente non conosce la città, perché è una delle lamentele più grandi. Cioè in tutti i quartieri, prima c'era un autobus, adesso dobbiamo prenderne 2, non riesco più ad arrivare all'ospedale, specialmente le persone anziane e gli studenti stanno vivendo veramente una situazione drammatica con la mobilità. Diretto piazze, da sotto il Salone a tutti i negozi del centro, a tutti i quartieri, c'è la lamentela continua. Portava qualcosa come 1000 persone al giorno, è incomprensibile che sia stato tagliato. Con la nuova amministrazione comunale, con la mia amministrazione comunale, faremo 3 diretti piazze. Uno che partirà da Brusagana e arriverà in centro, il secondo dalla Stanga e arriverà in centro, il terzo in via sperimentale. E dico in via sperimentale perché quando si fanno queste operazioni sulla mobilità bisogna essere tranquilli che funziona tutto. Partirà dall'Euganeo, farà Montà, ovviamente deve essere aperto il sottopasso che sta facendo le Ferrovie dello Stato in via Bezzecca e arriverà in centro. Però è un diritto del cittadino venire in centro e se no viene in macchina, se no aumenta l'inquinamento. Il comune dà un sacco di servizi, il cittadino deve poter arrivare tranquillamente in negozi, Ma quelli sono gli stati studenti. tolti, quelli sono stati tolti anche nella gestione, prima della gestione dell'amministrazione Bitonci, anche del precedente, No. e Rossi sono stati tolti perché costavano troppi e i viaggi erano vuoti, sempre vuoti, anche nel periodo di Assolutamente, Rossi. portava 1000 persone al giorno, basta sentire tutti i negozianti, porta 1000 persone al giorno. È stato tagliato per motivi di bilancio, però non si può dare assenso a cose del genere, ci sono cose che non funzionano, bisogna riportare il diretto piazze perché è importante per gli anziani, non possono più venire in centro senza quello. Per cui costa o non costa, bisogna ragionare anche, gli anziani hanno dei problemi, uno è la mobilità, l'altro sono i marciapiedi. Noi faremo nella nuova amministrazione, oltre a migliorare il sito del comune che obiettivamente è datato in tutti i sensi e non è rivolto verso il mondo, installeremo un concetto che si chiama efficientometro, cioè il comune deve essere trasparente, non ci deve essere nessuna chiusura del comune, tutti possono entrare e i cittadini devono avere la possibilità di vedere cosa sta facendo l'amministrazione comunale e per vedere intendo dire quanti chilometri di marciapiede vengono fatti, quanti alberi vengono piantati, quanta parte di illuminazione a LED viene installata. Deve esserci una trasparenza totale e dopo 2 anni e mezzo cercare di fare un comitato popolare che giudichi quello, proprio in maniera trasparente, che giudichi quello che è stato fatto. Ma io voglio che sia un discorso di partecipazione della città e se per caso si sbaglia qualcosa, il cittadino ha diritto a arrabbiarsi, il cittadino ha diritto di criticare e di dire dove si sta sbagliando. Non si può non ascoltare la gente va ascoltata. Avrà sempre una parte della città che non condivide. Ma certamente ci sarà sempre c'è qualcosa che non funziona, sì ci sarà sempre.
Però a me piace l'idea di, tra 5 anni di amministrazione, quando sarà finita l'amministrazione comunale, di sentire i cittadini: oh che bravo, hai fatto questo, hai fatto quello. No, non hai fatto questo che avevi promesso, non hai fatto quello. Io non ho fatto promesse, mi sono ben guardato da fare promesse perché sono difficili da fare, però ci sarà il mio impegno, la mia onestà, la mia trasparenza, e voglio che i cittadini mi giudichino. Non ho problemi a essere giudicato, voglio che i cittadini giudichino me, gli assessori, come stiamo andando. È giusto, mai, non ci sarà mai soddisfazione al 100%, ma è l'orgoglio di sentire hai fatto questo, sei riuscito a fare questo, hai fatto quest'altro. Questo penso sia una soddisfazione di 5 anni di lavoro, penso che sia la più grande soddisfazione che un sindaco può avere. Abbiamo chiacchierato quasi mezz'ora, abbiamo parlato solo di sicurezza e di mobilità e le avevo fatto una domanda prima, lei è andato alla mobilità che è un altro tema indubbiamente molto importante, sono d'accordo che la gente deve essere portata con... Sai, delle volte camminando per Padova, perché lei di Padova lo sono anch'io, dico esageratamente perché ovviamente i commercianti si arrabbierebbero, io chiuderei tutto il centro alle automobili, chiuderei persino, immagini, tutto il Prato della Valle alle automobili, perché è bello vederlo senza, è una cosa impossibile, è un sogno, però immagini, e abbiamo visto tantissime città, perché le città italiane sono costruite in un modo tale che non permettono più ormai, anche perché una volta le macchine erano piccoline, ora si sono raddoppiate, sono diventate quasi autobus, e quindi mi piacerebbe vedere la città senza macchine, però è fattibile. C'è un tema importante, però il tema del lavoro. È un sogno, però un po' alla volta si possono ridurre le auto, un po' alla volta. Col bike sharing si possono ridurre sicuramente le auto, perché oggi ci sono 25... Con più stazioni di biciclette. Bisogna aumentare le rastrelliere in centro, l'arredo urbano è importantissimo. Immagino che da 25 a 26 stazioni attuali portarle a 100, cioè la gente deve abituarsi ad andare in bicicletta. Lo fanno tutte le nazioni nel nord Europa, dobbiamo abituarci, noi abbiamo una città storica medievale, di conseguenza un po' più difficile. Come tutte le città italiane. Però se ci sono meno auto, probabilmente le biciclette, tra parentesi, devono comportarsi educatamente, cioè, non andare nei sottoportici, non dar via con le cuffiette, avere le luci di sera, ci vuole rispetto reciproco. Su questo sono d'accordo con lei, però per fare la viabilità in bicicletta come fanno i paesi nord Europa bisognerebbe avere le strade come la tangenziale di Padova, allora lì puoi creare la pista ciclabile. Ma essendo noi città abbiamo medievale... sempre un riferimento, noi abbiamo sempre il riferimento del centro storico. Proviamo a pensare a una grande Padova in cui tutti i comuni fanno parte di Padova. Parlo di comuni che sono a 5-6 km da noi. Perché non devono esserci stazioni di bike sharing anche lì e la gente comincia a venire in centro in bicicletta? Sì, ma deve fare la pista ciclabile, Giordano. Ma si faranno le piste ciclabili. Se lei prende, le faccio un esempio, via Gattamelata, via Facciolati, che sono già piccole da sé, è difficile costruire una pista ciclabile. Basta avere... fa tutto per gli argini. Ma certamente, ci sono degli argini splendidi che abbiamo in cui si può tagliare via il traffico. È un problema di cultura, è un problema un po' alla volta far salire la cultura del cittadino. Chiaro che sarebbe bello che il centro storico, ma stiamo parlando del centro storico senza macchine, un po' alla volta si può portare le auto, è cambiata moltissimo la mentalità dei negozianti stesso. Io sono un commerciante, una volta si pensava che il consumatore dovesse arrivare davanti al negozio, è cambiata, adesso la gente si dice va benissimo i parcheggi scambiatori, va benissimo la mobilità pubblica, però perché la mobilità pubblica funzioni? C'è solo un sistema. Deve essere più veloce della modalità privata, se no non funzionerà mai, per cui bisogna fare corsie preferenziali, è una questione di civiltà, un po' alla volta va cambiata il sentimento della gente, è già molto matura, più matura di quello che pensiamo. No, in effetti è vero, se lei guarda dal Pedrocchi che una volta si passava in autobus in via Roma, via del Santo, adesso sono tutte chiuse, quindi lentamente è fattibile questo progetto, sicuramente sarà un progetto utile per i padovani. Senti, invece ritornando prima al lavoro, il lavoro, come si può creare lavoro, il Comune come può creare lavoro per i giovani? Io ho un'idea mia, vediamo se lei ne ha una oppure poi... Come ho detto prima, bisogna rendere la città appetibile, per cui le aziende
vogliono in maniera venire a Padova, ma vengono solo se la città è appetibile, se funziona il trasporto, se funziona tutto. Io so che in Camera di Commercio è andata un'azienda, una multinazionale che voleva venire in zona industriale, non è venuta alla fine perché ha calcolato che i tempi di trasferimento dei propri collaboratori erano troppo lunghi, per cui questa azienda è andata a Bologna, primo, per cui vuol dire un'altra volta mobilità pubblica. Secondo, i servizi, bisogna sburocratizzare al massimo il comune, perché deve essere veloce nel dare le risposte ai cittadini e alle imprese. Questo deve essere un obiettivo importantissimo in termini di organizzazione. Poi immagino tutti i negozi chiusi, un patto con i proprietari di negozi pubblici per far sì che piuttosto che siano chiusi questi negozi, darle a start-up, darle ai giovani, ma anche in zone difficili. Ci sono moltissimi negozi chiusi in stazione, sono andato l'altro giorno, ci sono negozi chiusi. Perché non si riesce a convincere i proprietari, o se sono del comune, darli proprio a costo zero per fare... I giovani hanno bisogno hanno idee nuove, stanno cambiando le cose. Il mondo è cambiato negli ultimi 10 anni e incontro moltissimi giovani che dicono a me piacerebbe fare questo, però non ho il locale, o il locale costa troppo. Io sono convinto che fare un patto con i proprietari si riesce a trovare il sistema o detassandoli, non lo so come, però incentivare a far sì che i negozi aperti portano anche un discorso assolutamente di sicurezza. Però Per cui, è cambiata la mentalità dei negozi aperti. Mi insegna lei che con l'e-commerce, con altri modi di vendita, tutti i negozi si stanno chiudendo addirittura i centri commerciali. ma certamente, ma i negozi possono essere dati a associazioni, al volontariato, al sociale, a start-up nuove. Cioè c'è un mondo che sta cambiando, che noi non ci rendiamo conto che sta cambiando con una velocità incredibile e bisogna far sì di seguire queste cose. È importantissima la faccenda. Ne parleremo dopo la pubblicità, beviamo un goccetto d'acqua, va bene Giordani, perché abbiamo tante cose ancora da dirvi, da raccontarvi dal candidato sindaco di Padova, Sergio Giordani. Rimanete con noi a tra poco.